Deborah Cabras di Aiello. Adesso vi presenteremo l'autrice, poi la banda suonerà un brano benaugurale per la Meridiana, se non sbaglio un brano gradese. Scusi, confermato, sto riprendendo. sorpresa allora a fra poco. Abbiamo le nostre due speaker, gli autori saranno presentati da Eva Visintin, mentre le opere saranno presentate da Marianna Amoroso di Aiello, tutte e due. Deborah, se vuoi venire qua nel mezzo per cortesia, non le chiedo scusa. sei la prima donna. C'è ancora qualcuno che deve venire? Prego, venite avanti ancora. Possiamo cominciare. Allora, Casa Granziera, questa Meridiana dal titolo del progetto Verso le vele di Deborah Cabras. L'autrice non ha mai dipinto per professione, né ha mai seguito o frequentato corsi o lezioni artistico-pittoriche, ma da sempre la pittura è la sua passione più grande, sfogo e necessità nei momenti felici, tristi o inquieti della vita. Dipingere perché sente il bisogno di dipingere. Questo è per lei il significato della pittura. Nel corso degli anni ha sperimentato le più svariate tecniche pittoriche, quali l'acquarello, l'acrilico su seta, su vetro e l'olio su legno, ma la tecnica più amata è da sempre la pittura a olio su tela. Dipinge soprattutto ritratti, perché ama cogliere nei volti delle persone sentimenti, pause e desideri. I bambini sono i suoi soggetti preferiti per l'innocenza che sprigiona dai loro occhi. Con queste opere partecipa entusiasta a numerose mostre in regione, cogliendo così l'opportunità di confrontarsi con altri artisti dai quali attinge consigli ed esperienze. Da qualche anno, grazie al Circolo Culturale Navarca, sperimenta l'arte antica dell'affresco in questa avventura unica e meravigliosa che è la Festa delle Meridiane. Questa, Casa Granziera, è la sua quinta opera. L'emozione di lasciare un segno di sé nelle abitazioni di amici e conoscenti è un dono impagabile. Il motto della Meridiana della poesia di Biagio Marin è: verso le vele, al vento pien de stelle, navego senza rota dentro una notte immota e penso che Gargun ne spetta. Allora adesso abbiamo il brano Manondina del mare, suonato dalla banda Gioacchino Rossini. Delle varie ore solari di Aiello. Per questo la meridiana è definita universale o geografica. Ad esempio, alle ore 11 solari di Aiello, mezzogiorno si trova a San Pietroburgo, Odessa, Istanbul e al Cairo. Sul meridiano di Aiello, invece, mezzogiorno si trova a Oslo, Berlino e Tripoli, e così via. Per tutte le altre ore segnate sulla meridiana si trova l'indicazione di tante altre città. Il quadrante solare è coronato da una circonferenza azzurra con le sue costellazioni e simboli zodiacali a simboleggiare il nostro cielo. Anche il veliero, desiderato dal proprietario Firmino, vuole metaforicamente immaginare il trascorrere del nostro tempo in un volo immaginario, spinto dal vento intorno al nostro emisfero. La meridiana si attiva con la riflessione della luce del sole da parte di uno specchietto opportunamente collocato vicino al culmine del tetto, il quale riflette una piccola macchia di luce sul quadrante ad indicare l'ora solare. Piccola curiosità, il nome del veliero è segnato in poppa alla nave e riporta il nome dell'autrice della meridiana e l'anno, Deborah Cabras, 2011.
Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca a Deborah Cabras di Aiello per l'impegno e la disponibilità dimostrata nella realizzazione dell'opera. Allora un applauso e inviterei l'assessore della provincia di Udine, il nostro concittadino Ennio De Corte, assessore all'ambiente, a consegnare la targa di ringraziamento dell'organizzazione di questa festa. Bene, grazie, allora grazie di nuovo, abbiamo anche il bacio, grazie di nuovo a Deborah Cabras che si è impegnata a realizzare questa opera. Allora, di Aiello, giovane artista, che adesso vi presenteremo. La meridiana è una meridiana rivolta su parete declinante est, quindi prende le ore solari di tutta la mattina fino alla prima ora del pomeriggio. Adesso è un decoro come opera gnomonica. Il titolo di questa opera di Michele Nardon di Aiello è L'albero del tempo. Vedo che sta arrivando la banda, aveva un passo veloce, ha distanziato tutti quanti. Se volete portarvi ancora un po' a destra così state all'ombra, ecco, sulla vostra sinistra naturalmente, potete anche avvicinarvi di più così. Michele Nardon è un giovane artista di Aiello. Fin da ragazzo la sua passione per il disegno e la sensibilità per l'estro artistico l'hanno portato a piccoli passi a far sì che diventassero l'impegno principale della sua vita. Michele Nardon ha conseguito con il massimo dei voti il diploma di laurea presso l'Accademia delle Belle Arti di Venezia, discutendo una tesi dal titolo La figura dell'insetto tra metamorfosi e metafora. Molto interesse e curiosità ha destato una sua mostra di qualche anno fa ad Aiello, dedicata esclusivamente a questi piccoli animali, ingigantiti decine e decine di volte sulla tela. Una sua opera di grandi dimensioni è esposta anche ad Aiello nella sala civica. Numerose sono le partecipazioni dell'artista Michele Nardon a mostre e concorsi in regione, e non solo, ottenendo consensi e premi. È da sottolineare la partecipazione di Michele Nardon ad un viaggio di ricerca nelle province friulane per scoprire e investigare le tracce lasciate nel tempo da poeti minori, ora scomparsi, nei paesi della regione. La ricerca è avvenuta con la compartecipazione di Paolo Aizza, fotografo, Andrea Tomasin, poeta, e Flavio Tomasin, scultore e orafo. Ha portato alla realizzazione di una mostra itinerante contenente elaborati artistici atti a raccontare il viaggio. Per Michele Nardon questa è la prima opera gnomonica da lui realizzata. Il quadrante solare con i suoi innumerevoli rami e foglie. Qua e là tra le foglie si evidenziano delle artistiche rose in vetro artistico di colore rosso. Esse attirano lo sguardo e vanno a impreziosire questa originale opera gnomonica. Il tempo segnato sulla meridiana con la luce del sole è avvolto dalle ombre create dai rami, dalle foglioline e dai fiori del rampicante, a simboleggiare, al trascorrere del nostro tempo, un protettivo abbraccio materno. La composizione artistica dell'opera, voluta dall'artista, lega armoniosamente tre tecniche molto distinte fra loro: la lavorazione del metallo, in questo caso il rame, il vetro artistico ed il colore.
tre elementi che arricchiscono l'opera, portando la Meridiana a farsi scoprire, sguardo dopo sguardo, e ad esaltarne nella sua semplicità il suo valore gnomonico. La Meridiana è costruita su una parete declinante a est, segnando le ore solari dal sorgere del sole al primo pomeriggio, e per chi volesse adeguare il tempo segnato dalla Meridiana con il tempo civile, ha la possibilità di consultare un'apposita tabella collocata sul muro vicino al portone all'entrata di Casa Magrino. La variabilità di questo tempo alle nostre latitudini nell'arco dell'anno raggiunge un più 22 minuti a febbraio, da sommare all'ora segnata dalla Meridiana, e un 9 minuti in meno da togliere al tempo, segnato dalla Meridiana all'inizio di novembre. Naturalmente, durante il periodo dell'anno in cui vige l'ora legale, bisogna ricordarsi di aggiungere al tempo della Meridiana un'ora. Bene, allora prima di invitare il neoeletto sindaco di Aiello volevo farvi notare la signora proprietaria qui della casa che ha anche messo i fiori in tono con le rose della nostra Meridiana. Allora un applauso alla signora Magrino. Bene. Allora inviterei il neoeletto sindaco Roberto Festa a consegnare la targa di ringraziamento al nostro bravo artista aiellese Michele Nardoni. Complimenti anche a Michele per questa... Il titolo del progetto è Costellazioni in fiore. Le autrici Maika Chivelli, la giovane ragazza, e la mamma Vallì Scotton di Spilimbergo. Rispetto, passione e professionalità sono la base del lavoro di Maika e della mamma Vallì di Spilimbergo. Da oltre 12 anni dipingono abitazioni e edifici nel mondo dell'edilizia. Da 3 anni a questa parte hanno intrapreso la conoscenza e la pratica di tecniche decorative nelle più svariate forme, partecipando a corsi tenuti in varie sedi d'Italia. In particolare, molto ispirativi sono stati i corsi seguiti in regione con la docente Enia Visentin di Arba. I corsi hanno spaziato su diverse tecniche pittoriche, in particolare dalla tecnica dell'ornato alla imitazione architettonica, dall'imitazione del mosaico alle varie qualità dei marmi, in particolare quelli di alto pregio naturalistico utilizzato negli edifici di culto. Le due artiste si sono specializzate anche all'esecuzione dell'affresco e della scagliola, tecniche acquisite da maestri come Renato Bison di Pordenone e dal tedesco André Zerfeld proveniente da Dresda. Con lui hanno potuto conoscere le metodologie più ricercate della pittura, dell'acquarello botanico, della doratura e del terzo fuoco. Con la docente Jenny Stocco, proprio qui ad Aiello, hanno partecipato a un corso di disegno di anatomia figurativa e prospettiva organizzato 2 anni fa dal Circolo Culturale Navarca. Motto: un fiore per ogni tempo. Allora la banda ci suonerà un pezzo ben augurale. Presentata da una vera meridiana, vera perché indica solo l'istante del mezzogiorno solare con la sua linea a piombo. Il mezzogiorno del fuso invece è indicato dalla linea leggermente inclinata a sinistra e segna i minuti d'adeguamento per determinare l'ora civile, che per Aiello corrispondono a 6 minuti e 38 secondi. La figura a forma di 8, detta lemniscata, qui disegnata, indica il secondo adeguamento per determinare l'ora civile. Esso varia ogni giorno di alcuni secondi. Guardando poi con attenzione il disegno della lemniscata, notiamo che il suo bordo varia di colore in funzione alla stagione. Grigio ghiaccio d'inverno, quando il punto luminoso va ad indicare il mezzodì nella parte alta della figura.
Scendendo da sinistra il colore diventa verde a rappresentare la primavera. Arrivando nella parte passa a cambiare di nuovo colore in un giallo dorato per l'estate, passando poi al marrone ad indicare la stagione autunnale. Originale su questa meridiana l'idea di sostituire i classici simboli o segni zodiacali che coronano spesso le meridiane con disegni di fiori della nostra regione che fioriscono durante i vari mesi dell'anno. Così troviamo raffigurati tra i 12 fiori dell'opera gnomonica la primula a marzo, la viola ad aprile, la rosa a maggio, il papavero a giugno e così via. A completamento dell'opera gnomonica è stata dipinta in alto anche una piccola meridiana che segna le ore da metà mattina al tramonto. C'è un ringraziamento? Beh, a nome del Circolo Culturale Navarca ringraziamo le due artiste ed invitiamo il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, a consegnare le due targhe ricordo. Dovete sapere che il sindaco Roberto Di Piazza è originario proprio qui di Aiello. Ecco qua, a Laica. Ecco allora una foto con le due artiste, una bella occasione naturalmente di aver avuto qui con noi il sindaco di Trieste che poi comunque rimarrà fino alla premiazione finale. Ed a questo punto la quarta meridiana, essendo stata realizzata nella frazione di Ioannis, non possiamo andare certamente fin là a piedi, quindi rientriamo nel cortile delle meridiane, ci portiamo in fondo dove c'è il palco e lì su dei pannelli in gigantografia avremo modo di vedere questa meridiana di Ioannis e quindi conoscere l'artista e poi passeremo subito alle votazioni. Quindi seguiamo sempre la banda, rientriamo in fondo al cortile delle meridiane del museo. Allora, il titolo di questo progetto è Pergamena storica, appunto di Duilio Vignolin. Sono oramai più di 40 anni che Duilio Vignolin di Ioannis dipinge con grande passione. Ha trasformato il suo garage in un laboratorio di pittura. Pennelli, tele, fogli di varia dimensione, tubetti di colore e cornici sono sparsi ovunque. Adesso che Duilio è in pensione, ogni momento della giornata è prezioso per sviluppare su tela il soggetto che sente di dipingere in ogni momento. Svariati sono i temi sviluppati da Duilio in questi anni, tutti realizzati ad olio su tela. I temi che predilige di più sono i paesaggi, la natura, le riproduzioni di edifici storici e soprattutto ambienti rurali dell'epoca degli anni oramai passati e visti come un ricordo dal nostro autore. Le tele sono ricche di colori attraverso le quali Duilio manifesta tutte le emozioni e le sensazioni del suo carattere. Ha partecipato con sue opere a molte mostre collettive e rassegne che lo gratificano, aumentando la sua creatività. La meridiana della piazza di Ioannis è la prima esperienza di pittura con colori al silicato ed è anche la prima opera gnomonica dipinta con tanto impegno e passione dal nostro artista. Il motto è Il sole è la mia vita. Allora ascoltiamo questo brano benaugurale per questa meridiana intitolata Pergamena storica. La meridiana riflessione realizzata sulla nuova cartoleria di Ioannis, chiamata dalla sua titolare Miranda Tessaro per l'appunto La Meridiana, era chiusa in una grande pergamena. Il quadrante segna le ore del fuso, ad indicare che il tempo segnato si discosta da quello solare a Ioannis
di 6 minuti e 40 secondi rispetto al nostro meridiano di riferimento e si avvicina, per così dire, maggiormente al tempo civile. Sul quadrante, oltre alle linee delle ore, sono state dipinte anche le iperboli, che indicano il giorno del mese in cui il Sole entra nella costellazione. Ogni periodo è indicato sul quadrante dal segno zodiacale. Sulla linea del mezzogiorno notiamo la figura di una campana, a ricordare che il mezzodì in tutti i paesi è annunciato anche dal suono della campana dei campanili. Anche in questa sua opera Duilio Bignolin non si è smentito, perché ha voluto riprodurre due importanti edifici storici di Ioannis dove lui risiede. La Torrassa, antica torre del XIV secolo, costruita a difesa della gente del paese contro le scorrerie dei turchi. La Casa del Curato, antica costruzione rurale del XV secolo, presente nell'antico complesso fortificato della Centa del XIII secolo. Essa rappresenta la casa tipica friulana con la scala esterna, la terrazza e le mura costituite da sassi, pietrame e mattoni e con piccole finestre. Allora un grazie a Duilio Bignolin per la realizzazione di questa sua opera. Inviterei l'avvocato Conte Michele Formentini, titolare dell'Associazione Musei Formentini, proprietario di questa bella struttura, a consegnare appunto la targa di riconoscimento. Colgo anche questa occasione per dire che l'avvocato Formentini in tutti questi anni è stato vicino alla Proloco e al Circolo Culturale Navarca, che tra l'altro ci ha permesso di realizzare questo unico cortile nazionale, il cortile delle Meridiane, dove sono presenti 17 opere di tanti autori della nostra regione, e dove queste opere esprimono i vari metodi, segnano i vari metodi di conta delle ore che l'uomo dall'antichità fino ai giorni nostri appunto ha misurato il trascorrere del tempo. Quindi grazie avvocato Formentini di essere sempre vicino alle nostre associazioni e al Comune per queste belle feste che organizziamo ad Aiello. Allora diamo questo dono anche a Duilio Bignolin che ha realizzato la quarta opera.